Eccoci puntuali e come ogni lunedì con anteprima corner per parlare di calcio siciliano, del fine settimana calcistico che ha coinvolto le tre principali formazioni della nostra regione per questa stagione. Ovviamente parliamo di Catania, Palermo e Messina. Cominciamo dal Catania e cominciamo dal Messina, considerato che ieri si è giocato il derby al Massimino tra i rossazzurri e la formazione di Modica. Buon pomeriggio, vedo già collegato Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio a te, Ale. Buon pomeriggio. Grazie anche a Sergio Colosi, che vedo anche pronto in collegamento. Buon pomeriggio Angelo, ciao Alessandro. E allora cerchiamo Buon pomeriggio Sergio. cerchiamo di tirare le somme di questa sfida che ha lasciato un po' anche di polemiche nel post gara per una decisione arbitrale, diciamo subito che ha lasciato molti dubbi perché le immagini, fra le altre cose, non riescono a chiarire in maniera completa, le immagini televisive, ovviamente il fallo di mano del difensore del Messina. Però per cercare di, su questo poi dedicheremo e attenzioneremo il tutto nel corso di corner, stasera avremo più tempo, però i risvolti pratici quali sono? Il Catania si avvicina alla salvezza aritmetica, al Messina mancherebbe, facendo dei calcoli, forse un punticino. Parto da Alessandro. Che Catania hai visto ieri sera? Ma Angelo, la cosa che possiamo sottolineare in termini positivi è insomma, l'aspetto agonistico temperamentale della squadra, che pur con le sue difficoltà ormai croniche, conosciamo bene per quel che riguarda questa stagione, ha ritrovato insomma, la vis agonistica che avevamo ammirato per esempio nella finale di Coppa Italia contro il Padova. In questo il Catania era poi completamente mancato a Francavilla e quindi possiamo dare a questo punto a posteriori un attenuante al Catania visto a Francavilla per il dispendio di energie insomma, eccessivo che il Catania ha dovuto sostenere appunto nella partita con il Padova conclusasi ai supplementari. Questa sicuramente è una considerazione che deve essere a questo punto legata a doppio filo, la partita di ieri, a quella di Potenza contro il Sorrento, che può diventare diciamo, un po' il punto di svolta in senso definitivo, perché è chiaro che questa è una squadra che i problemi ce li ha e rimangono. Il fatto che il Messina nel secondo tempo ha preso campo, ha tenuto a lungo il pallino del gioco e fino all'ultimo ha impensierito la porta di Furlan in una partita così importante che il Catania non ha saputo chiudere. Questa è la vera colpa del Catania, il fatto poi che dopo il gol, dopo l'uscita di Peralta, dopo il palo di Cianci, un po' il Catania ha arretrato il baricentro, un segno di paura, un segno di tensione di cui il Messina stava per approfittare. E chiaramente in partite come queste dove ci si gioca tutto bastano 10 minuti, 15 minuti di calo di tensione e poi buttare alle ortiche davvero il lavoro di un intero campionato. In qualche modo paradossalmente può essere lo stesso Messina a dare una mano al Catania per centrare il traguardo salvezza, perché domenica al Francoscoglio c'è un Messina Potenza che in questo momento interessa molto da vicino al Catania, a patto ovviamente che la formazione di Zeoli riesca a fare risultato contro il Sorrento. Alessandro, adesso andiamo a sentire anche Sergio. Certamente questo è un capitolo, quello della partita con il Potenza, che farebbe comodo al Catania, ma farebbe ancora più comodo al Messina, perché vincendo certamente la squadra di Modica metterebbe la parola fine alla questione salvezza e potrebbe continuare in qualche modo a sperare anche in un piazzamento entro le prime 10 posizioni, quindi un piazzamento diretto nei playoff. Vado da Sergio Colosi, torniamo un attimo indietro alla partita di ieri sera. Che Messina tu hai visto? Ho chiesto ad Alessandro che Catania ha visto, a te dico che Messina hai visto. Sembrava per certi versi la partita che il Messina ha giocato a Benevento, con un inizio difficile perché il Catania ha chiuso il Messina per 25 minuti, mezz'ora abbondanti, è stata la squadra che ha tirato in porta, poi è venuto fuori l'episodio del calcio di rigore che mi sembra piuttosto
evidente come non ci sia, perché comunque il tocco di Dumbravano è nella spalla, è chiaro da una serie di immagini poi che sono arrivate, che sono circolate via social nel corso della tarda serata e anche oggi, che proprio il tocco sia con la spalla e in ogni caso se dovesse essere una parte diversa del corpo è sempre comunque aderente appunto al corpo stesso, se fosse per esempio il braccio, ma non si tratta assolutamente di braccio ma della spalla. Però al di là dell'episodio del singolo errore che si ripete spesso per il Messina, abbiamo commentato quest'anno tutta una serie di episodi negativi come adesso sono accaduti anche alla Catania, perché gli arbitri certamente sono di Serie C come lo sono le squadre e tutto il resto, però non c'è dubbio che questo fattore abbia inciso, ma mi piace anche parlare però della prestazione nel complesso, che è quella più importante, e ritengo che dopo la mezz'ora di gioco in cui il Catania ha dominato, ha creato occasioni e il portiere del Messina è stato il protagonista, alla distanza è uscito il Messina, è uscito bene, un Messina che ha anche approfittato dell'occasione sprecata all'inizio di ripresa da Cianci, che lì poteva chiuderla, un Messina che nel primo tempo ha avuto delle buone occasioni e poi fino all'ultimo ha cercato di realizzare, per cui la prestazione solita del Messina in trasferta, che non riesce a riempire l'area di rigore, perché Plescia sappiamo quelle che sono le sue qualità ma anche i suoi limiti. Abbiamo un problema, adesso è caduto il collegamento con Sergio Colosi, allora prima di ripristinarlo, Alessandro, se sei d'accordo, sì, sentirei, Sergio, torniamo da te fra un istante, sentirei le parole intanto di Michele Zeoli, vorrei sentire anche i due allenatori, gli aspetti diversi, certo, evidenziati. Sentiamo Zeoli. Io i calendari li conosco a memoria da quando sto qua, dunque so tutto, però quando dico che dobbiamo pensare solo a noi è vero, poi ai calendari ci penso io e la squadra adesso anche loro si stanno interessando tra virgolette da un paio di settimane, dunque quando parlavo di fare 8 partite, una media di poco più di un punto, alla fine era quella. Adesso recuperiamo, abbiamo qualche problemino, forse anche credo Boa ha squalificato, dunque c'è da stringere i denti, però serviva un po' a tutto l'ambiente, questa gente che comunque sia quel quarto d'ora che legittimamente non hanno cantato, ci sono mancati, però sono quelle vittorie di sofferenza che un attimino che valgono, sì, aiutano e valgono tanto. Dunque queste le parole di Zeoli, vittorie di sofferenza che valgono tanto. Sentiamo adesso invece l'umore soprattutto di Giacomo Modica nel post gara. Si sbaglia, per l'ennesima volta si sbaglia, quindi c'è amarezza in questo perché purtroppo stiamo andando a casa con una sconfitta che ha inciso su quello che poteva essere una bellissima partita partendo da uno 0-0, però mi tengo stretta alla prestazione di questi ragazzi che ancora una volta hanno dimostrato grande applicazione, grande abnegazione, grande desiderio di volersi giocare la partita contro un pubblico importante, fantastico, 20.000 non si trovano tutti i giorni, forse neanche in Serie A, e hanno giocato ad armi pari, l'hanno fatto con grande voglia di misurarsi contro un blasone di nome Catania, e io per questa ragione qua sono molto soddisfatto per quello che hanno profuso questi ragazzi, che ancora una volta sono stati veramente bravi. Le parole dei due tecnici. Per chiudere sulla partita, poi ci proiettiamo su quello che è il discorso legato alla salvezza. Vediamo, Alessandro, il top del match, chiaramente visto dalla prospettiva Catania. Non sentiamo Alessandro in questo momento, adesso sì, ti risentiamo, sì. Sì, il top del match in chiave rosso-azzurra è Samuel Di Carmine, non altro per il gol decisivo, che tra l'altro che è venuto attraverso una trasformazione del calcio di rigore perfetta. Aveva di fronte peraltro un portiere di grandissima esperienza come Fumagalli, che ha cercato anche prima della battuta di alzare la tensione
di Carmine, ma è stato freddo, è stato preciso e soprattutto, Angelo, una statistica, Di Carmine quest'anno ha realizzato 8 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. In tutte e 10 le circostanze in cui Di Carmine è andato a segno, il Catania ha sempre vinto. E questo ci dà proprio l'idea della decisività di Carmine nel tessuto di questa squadra. Addirittura per 4 circostanze in campionato il gol di Carmine è stato golden goal, quindi Di Carmine che da solo ha portato in dote 12 punti sui 42 finora totalizzati dal Catania in classifica, e quindi questo ci dice che l'assenza dal tabellino dei marcatori di Carmine in trasferta, che dura dal 23 novembre in occasione di Giuliano Catania, deve diventare un po' il motivo di continuità che Di Carmine si deve portare a Potenza contro il Sorrento per rompere questo lungo digiuno in chiave esterna. Oltre al gol, comunque Di Carmine è stato utilissimo nel dare dei riferimenti certi sia ai difensori che ai centrocampisti, e in questo credo che abbia contribuito anche l'ingresso in formazione di Cianci, che insomma va a fare il lavoro sporco, va a saltare, a cercare la spizzata, e Di Carmine ha beneficiato, secondo me, dell'ingresso in formazione di Cianci. Emblematica, e poi passo la linea a Sergio, è l'azione conclusa con il colpo di testa di Cianci sul palo, che nasce proprio da una giocata di Carmine sull'out sinistra, difende bene il pallone, poi vede arrivare Castellini, lo serve per il cross del difensore bresciano e poi il colpo di testa di Cianci. Quindi Di Carmine assolutamente uomo imprescindibile di questo Catania. Allora, adesso apriamo invece un'altra pagina. Abbiamo parlato del derby, cominciamo a parlare di quelle che possono essere le proiezioni per la salvezza. Mancano 2 partite, 6 punti in totale a disposizione. Vediamo la classifica e poi facciamo delle considerazioni, facciamo delle riflessioni. Abbiamo la zona playoff che si chiude a 48 punti, mentre invece comincia con il Cerignola 47, il Sorrento 45, quella zona, diciamo, cuscinetto di serenità relativa. Forse il Sorrento addirittura in questo momento, se non fa attenzione, rischia di essere assorbito in qualche modo in questa bagarre, però poi, visto che c'è molta distanza con il penultimo, con la terzultima in classifica, non dovrebbe rischiare oltremodo. Però... No, Angelo, perdonami, sì. Oggi il Sorrento ha diramato un comunicato ufficiale con cui festeggiava la permanenza in Serie C, quindi è evidente che nel gioco hanno fatto dei calcoli di possibili arrivi a pari punti eccetera, il Sorrento è salvo. Quello che c'è da sottolineare, se rivediamo la classifica, è la circostanza che se il Catania malaguratamente dovesse finire ai play-out, si libererebbe l'11° posto per l'accesso ai play-off. Certo. Quindi a quel punto potrebbe sperare lo stesso Messina. Certo. Perché in questo momento l'11° posto è occupato dal Cerignola a 47, quindi in linea teorica sia Cerignola che Sorrento e Messina stesso, in quell'ipotesi che valutavamo prima, potrebbero sperare di accedere ai playoff da 11esimi. Allora, è vero comunque che il Messina ha intanto questa partita, la prossima parleremo con Sergio del match con il Potenza. Messina, Catania, Potenza, torniamo un attimo sulla classifica. Poi, questa è la zona caldissima, Turris, Monopoli, Virtus, Francavilla. Il Monterosi mi pare ormai stia lottando per la terzultima o per la penultima posizione. Queste dovrebbero essere a grandi linee, diciamo, alla fine. Monterosi, Angelo, che sta lottando per restare negli 8 punti, perché ha battuto nell'ultimo turno il Giuliano e adesso va a Torre del Greco, il prossimo turno, con la speranza di restare entro gli 8 punti e quindi evitare, o poter disputare lo spareggio salvezza, perché ricordiamo il regolamento: se ci sono più di 8 punti tra penultima e terzultima e quartultima e quintultima, i play-out non si disputano. Quindi in questo momento il Monterosi
diciamo a meno 10, a meno 9 Dalla dalla Turris. zona play-out, Sì. esatto. Quindi in questo momento non si disputa il play-out, ma se il Monterosi battesse la Turris a domicilio potrebbe tornare a sperare. Ma insomma, è veramente una situazione piuttosto complicata, no? Sergio, vediamolo da un punto di vista, diciamo, del Messina e poi facciamo delle considerazioni sul Catania. Basta un punto al Messina per chiudere la pratica? In linea teorica sì, però il problema è un altro, che invece il Potenza deve cercare la vittoria, perché il Potenza nell'ultima giornata affronterà in casa la Virtus Francavilla, per cui ci sono una serie di incontri, quello del Messina di domenica, Monopoli Messina l'ultima giornata, quello che ha citato Alessandro, la partita detta poco fa di Potenza, Virtus Francavilla, una serie di scontri diretti dal cui esito, da un calcio d'angolo, un rigore, un palo, una traversa, può ormai dipendere la zona play out, uno spareggio, oppure il fatto che magari non si arrivi a giocarli. Il Messina cercherà la partita di vincerla, però ritengo anche di non perderla, soprattutto di non perderla, ma non so se il Potenza verrà qui con lo stesso spirito, perché poi appunto avrà un incontro, un altro spareggio a cui invece il Messina, riferimento alla gara di Monopoli, vorrebbe arrivare già salvo per evitare la lotteria degli ultimi 90 minuti. Allora, invece il Catania, Alessandro, quanti punti realisticamente servono al Catania per chiudere questa pratica? Ne ha 42 oggi. Se vince la prossima col Sorrento, credo che al 99% è salvo. Anche perché, Angelo, se torniamo sulla classifica un attimo, la possibilità di giocarsi tutto all'ultima giornata diventa rischiosa, perché giocherà in casa col Benevento, che stasera in posticipo affronta l'Avellino al Partenio, ma che in assoluto non ha una posizione definita in chiave playoff, e mi insegni che fra secondo, terzo, quarto posto, perché c'è anche la Casertana, c'è un po' di differenza, c'è un po' di differenza, quindi se ti vai a giocare tutto all'ultima col Benevento rischi. Fra le altre cose, Alessandro, scusami, il Catania diventa per il Benevento l'avversario diretto nei playoff, perché gli toglierebbe il terzo posto in classifica. Quindi diciamo, nel caso in cui il Catania dovesse ottenere la salvezza e andare poi ai playoff. Insomma, una situazione ingarbugliatissima. Angelo, c'è anche un altro aspetto che coinvolge il Monopoli, che ieri si è, tra virgolette, suicidato in casa prendendo un gol addirittura a pochi minuti alla fine dal centrocampo e perdendo il derby contro il Taranto, perché il Monopoli domenica prossima giocherà a Crotone e poi avrà lo scontro diretto col Messina, per cui anche il Monopoli è dentro dopo questa grande rincorsa che aveva fatto, mentre dall'altra parte potrebbe uscirne la Turris a sorpresa, perché gioca questo spareggio domenica contro il Monterosi e poi va a Brindisi, un Brindisi che sta facendo bene, ma sarà l'ultima giornata di campionato. Allora, i discorsi chiaramente... L'ultima considerazione, Angelo, sì? Solo un attimo tornando sulla classifica, al di là del vantaggio che il Catania, tra virgolette, ha maturato ieri su Monopoli e Potenza, quello che è importante è che il Catania ha ripristinato diciamo, la distanza di più di 8 punti da Francavilla, che si era avvicinato dopo la vittoria appunto sul Catania della settimana scorsa, e mantenendola sul Monterosi. Quindi comunque il Catania ha anche questo paracadute eventuale qualora l'ultima giornata si trovasse coinvolta nella zona dal quintultimo posto in giù, e se ovviamente Francavilla e Monterosi non riuscissero a rientrare nel limite degli 8 punti rispetto al Catania. Benissimo, grazie. Torneremo ad occuparci di questi argomenti per quanto riguardano il Catania stasera dalle 20:45 durante Corner. Ringrazio il nostro Sergio Colosi che ci racconterà le storie del Messina, le vicende del Messina durante i telegiornali con anteprima Corner. Sergio, ci ritroviamo ovviamente lunedì prossimo e intanto ci fermiamo, breve pausa e poi attiviamo il collegamento con Palermo con Marco Gullà. Eccoci di nuovo insieme, adesso come anticipato andiamo a Palermo da Marco Gullà per parlare della formazione rosanero che nonostante il cambio di allenatore ha messo insieme 2 pareggi con altrettante situazioni molto simili rispetto alla gestione anche Corini. Mi riferisco evidentemente al fatto che questa squadra non riesce a chiudere le partite.
Sì, Angelo, insomma, cambio di allenatore, quindi tecnico nuovo, ma problemi sempre gli stessi. Il Palermo ha pareggiato 2 partite, un po' con le stesse dinamiche insomma, del modus operandi coriniano, quindi insomma la squadra che va in vantaggio e poi però si fa raggiungere. Quindi i problemi persistono, soprattutto a livello anche psicologico. Questa squadra ha dei cali poi soprattutto nella ripresa, perché nel primo tempo magari riesce a reggere e soprattutto anche a portare a casa il vantaggio. Poi invece però nel secondo tempo praticamente cambia tutto. È già successo con la Samp, è già successo anche a Cosenza con il gol illusorio di Buttaro e poi il pareggio su calcio di rigore di Tutino. Ma questo era anche un po' il trailer delle partite con Corini in panchina, con il Palermo che spesso si è fatto raggiungere, anzi rimontare più volte, insomma nella maggior parte dei casi, come ad esempio nella gara contro il Pisa, che poi è stata fatale al tecnico, all'ex tecnico del Palermo, appunto Corini. Quindi insomma stessi problemi, ma io credo che ormai Palermo si avvia verso un periodo di assestamento, è sesto in classifica, quindi in piena zona playoff. Vediamo la classifica difficilmente eccola qui la classifica, sì? la stiamo vedendo, vedi? Palermo quindi è sesto, ha dei punti di vantaggio importanti verso il Pisa che è nono, quindi verosimilmente accederà ai playoff. Ovvio che deve mantenere quantomeno questo quinto posto, questo sesto posto, quindi l'obiettivo in questo momento è quello di intanto sperare di poter agganciare magari il Catanzaro, ma intanto come obiettivo primario quello di mantenere il sesto posto per giocare poi in casa la prima sfida a playoff. Quindi insomma mancano 5 partite e ci sono ancora 15 punti in pari. Ovvio che se il Palermo dovesse totalizzare un buon numero di punti potrebbe anche insidiare il Catanzaro, quindi la quinta posizione. Però intanto, Angelo, per quello che stiamo vedendo soprattutto in campo, diciamo che l'obiettivo primario è quello del mantenimento del sesto posto, anche perché questa squadra atleticamente ha dei problemi, soprattutto negli ultimi minuti, soprattutto nel secondo tempo, dei cali assolutamente vistosi, lampanti, dei blackout improvvisi che sono costati tantissimi punti. Allora, sentiamo Buttaro, che è l'autore del gol, che si proietta anche alla prossima sfida con la capolista. A Cosenza ho giocato quinto di destra, mi trovo molto bene perché comunque è un ruolo, diciamo, di corsa, di gamba, e mi sento di poter, diciamo, esprimere un po' le mie qualità in quel ruolo. Il mister ci ha chiesto di essere più incisivi, di giocare con la mente libera e di fare le cose semplici, perché comunque sappiamo la forza del gruppo e sicuramente facendo queste cose i risultati verranno fuori. Anche a Cosenza sono venuti più di 600 tifosi. Ci dispiace soltanto di non essere riusciti a dare a loro i 3 punti. Ovviamente ora li aspettiamo al Barbera per la partita contro il Parma. Venerdì sera contro la capolista secondo me dobbiamo farci trovare super pronti, perché bisogna lavorare duro in settimana. Anche all'andata abbiamo dimostrato che comunque li possiamo mettere in difficoltà e bisogna scendere in campo per l'obiettivo. Siamo concentrati per il rush finale, adesso non possiamo più sbagliare, mancano 5 partite e bisogna fare più punti possibili per arrivare poi al 10 maggio con il Sud di Tirol, finire la partita e tirare le somme. 30 secondi per proiettarci all'impegno con la capolista. Una partita assolutamente insidiosa, Angelo, sto usando un eufemismo perché insomma il Parma è una squadra che ha balbettato anche nel corso di questo campionato, però certamente ormai è proiettata verso la Serie A e vorrà tagliare il traguardo il prima possibile. Credo che serva davvero un miglior Palermo e soprattutto un Parma non al 100% per ottenere dei punti. Grazie anche a Marco Gulà da Palermo. Raccontaci l'avvicinamento nei telegiornali del Palermo a questa sfida di venerdì. Ringrazio voi tutti per aver seguito anteprima Corner anche questa settimana. Noi torniamo questa sera sempre su Telecolor a partire dalle 20:45, stavolta con Corner, per parlare del derby di ieri tra il Catania e il Messina. Non solo, ci proietteremo anche alla lotta per la salvezza e magari daremo uno sguardo a quello che possono essere gli impegni nei playoff. Tutto questo stasera alle 20:45. Buona serata e buon pomeriggio.